No, c'è una telefonata? Oh, che bello, che bella sorpresa. Pronto? Allora pronto, sono Giampiero, il vostro Giampiero Galeazzi. Oh, no, che sorpresa! Certo, sono tanto contento di averti fatto questa telefonata. Grazie. Ma sì, ce lo voleva, anche perché mentre faccio tra una cosa e l'altra, sai, sto preparando una cosa importante. Sì, dici pure, che trasmissione stai Ma preparando? più che una trasmissione sto preparando aglio e olio e peperoncino stasera perché mi voglio tenere leggero. Mi sono preparato almeno 20 kg di pasta, così rimango, dormo bene. Ho capito. Allora, Sì, beh, giusto bel così, piatto di pasta, insomma, bel piatto voglio di dire. pasta, ma comunque volevo dirti che in questa trasmissione è di mio gradimento, io la guardo sempre, specialmente Sì. quando sto facendo le cose mie, Ma scusami, quando sono in casa con le pantofole. scusami, ma Sì. anche con il pomodoro ti piace la pasta? Ma la pasta la mangio col pomodoro, con tutto, basta che si mangia, Oi, è così. Che sì, vieni un po' qui, vieni. Vieni. Buonasera. T'ho scoperto io. Signori, Angelo Carestia. Grazie. Grazie per essere intervenuto. È un grande amico, un imitatore, come avrete capito, Sì. e quindi ve lo lascio con tutto il cuore. Prego. Grazie del microfono, io veramente sono contento, insomma, a tutti gli ascoltatori, agli andonellisti, a Perdingi, Perbacca, come diceva il mito, il grande Antonio De Curtis, o per Dindrindina, io amo le donne, e poi come disse il poeta, la donna è mobile, e io sono mobiliere, modestamente, ma voglio raccontarvi un esipodio, anzi, ve la racconto in musica, maestro! O Perbacca, l'ho incontrata per caso a Messina, lei veniva da Canicattì, prese posto sulla lettorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese non rispose né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, scalama fossa che muoio per te. Miss, mia dolce Miss, faccio scommessa che io mi sposo a te. Perdonami se canto di quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, scalama fossa che muoio per te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. Fuochi d'artificio. Grazie, molto gentile. Beh, insomma, le imitazioni oggi come oggi si fanno di tante cose, insomma, io sono partito con le imitazioni, ma una cosa particolare, una cosa bella, sono le imitazioni dei cantanti. I cantanti oggi ce ne sono di nuovi, mamma mia! Ce ne sta uno che dice: quando esco di casa e mi annoio sono molto contento. Ma una cosa, io basta che metto una parrucca, attenzione, magia. Come metto questa parrucca parte una musica. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Quando esco di casa mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa mi annoio, sono molto più contento. Sono molto più contento, sono sempre più contento. Sono molto più contento. Grazie a tutti, grazie. Alla prossima.